GR, giornale radio della Puglia. Covid, 32 vittime negli ultime 24 ore, 500 negli ultime 3 settimane, 401 nuovi casi su meno di 4.000 test nell'ultimo bollettino, in consegna 27.000 dosi del vaccino Pfizer. A Bari le proteste del mondo della scuola, la UIL boccia la didattica mista, il comitato priorità la scuola contro le classi pollaio. A Brindisi i ragazzi di un liceo danno vita al Wow Book, giornale interamente digitale realizzato nelle ore di didattica a distanza. Il ruolo dei cristiani nella società, il dialogo con i giovani e le famiglie nel messaggio di Monsignor Satriano, nuovo arcivescovo di Bari Bitonto. 7:18 di martedì 26 gennaio, buongiorno da Annalisa La Selva in studio, da Francesco Capotorto in regia. Benvenuti a questa prima edizione del giornale Radio Rai della Puglia. In apertura i numeri della pandemia: sono più di 500 i pugliesi deceduti a causa del Covid dall'inizio dell'anno. Il piano vaccinale ha subito una battuta d'arresto a causa della mancata consegna delle dosi previste, ma le autorità sanitarie confermano le consegne previste a febbraio. Consueta contrazione domenicale dei tamponi, meno di 4.401 i positivi, ma a dare il polso della situazione sono i 32 nuovi decessi, 560 i pugliesi uccisi dal virus da inizio anno, in media 22 lutti quotidiani. Nonostante gli investimenti del sistema sanitario, più di 2 contagiati su 100 non sopravvivono. Chiedono verità per quanto avvenuto nel corso della prima ondata le famiglie di 20 contagiati e deceduti presso una residenza di Soleto nel Salento. Il TAR Puglia ha dato ragione all'associazione Codici. Saranno ora accessibili gli atti sulle decisioni prese quando, a seguito dei contagi, la Regione decise di revocare l'autorizzazione. Il sistema sanitario della Puglia è malato, è il commento dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, che citano l'indagine IPS 2020 dell'Istituto Demoscopica, che vede il sistema sanitario regionale scendere al 16° posto, perdendo una posizione rispetto a un anno fa. La Regione assicura che sono in consegna le 27.000 dosi di vaccino attese, ma solo le spedizioni promesse per febbraio permetteranno di procedere come previsto. Dei 3.197 vaccinati presso la ASL Foggia, solo 176 hanno già ricevuto la seconda iniezione. Sui 75.000 pugliesi che hanno ricevuto almeno la prima iniezione, gli ultraottantenni sono poco più di 4.800. Gaetano Prisciantelli, TGR Puglia. E preoccupa l'aumento del numero di contagi nel Tarantino, effetto probabilmente delle ultime festività natalizie. Casi in questo periodo soprattutto legati alle unioni che ci sono state in famiglia durante le feste natalizie, infatti paghiamo soprattutto casi e focolai familiari. Così Michele Conversano, direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Taranto. Sarebbero le recenti feste natalizie la causa del preoccupante aumento del numero dei contagi a Taranto e provincia. Sul totale di 1.023 in tutta la regione, domenica appena passata, i nuovi casi nella provincia ionica tarantina sono stati 283. La provincia di Taranto, la più virtuosa dall'inizio della pandemia durante la prima fase, oggi è in testa nel rapporto contagiati-popolazione residente, 48 persone infette ogni 100.000 abitanti. La situazione è dunque critica anche perché i focolai continuano a manifestarsi. La vaccinazione di massa è ancora lontana e con non poche difficoltà si sta svolgendo quella prevista per i medici, infermieri, operatori ospedalieri e per le residenze sanitarie degli anziani. Michele Conversano, direttore Dipartimento Prevenzione ASL di Taranto. Purtroppo il calo delle consegne di vaccini hanno rallentato le prime dosi, che comunque si stanno continuando a fare, soprattutto al personale sanitario, mentre abbiamo quasi completato l'RSA, l'RSSA e le strutture per anziani, e sono in corso in questo momento chiaramente le seconde dosi per tutti quelli che l'hanno fatto nei primi giorni di gennaio. Un fatto positivo è che tra gli operatori sanitari c'è stata un'adesione quasi totale, quasi uniforme di tutto il personale sanitario, operatori sanitari che hanno superato sicuramente il 90-95% delle adesioni. Mimmo Spina, TGR Puglia. Capitolo scuola, la UIL protesta contro la didattica mista confermata dall'ultima ordinanza del governatore emiliano e il comitato priorità alla scuola chiede maggiori garanzie per il rientro in aula. Presidi sanitari negli istituti, tamponi veloci e sicurezza in classe.
I lavoratori della UIL Scuola chiedono più garanzie per il rientro in aula. Sul lungomare di Bari una nuova manifestazione organizzata dal sindacato davanti al Palazzo della Regione. Sotto accusa l'ultima ordinanza che ha esteso alle superiori la possibilità di scelta per le famiglie tra lezioni in presenza o a distanza. Giovanni Verga, segretario regionale UIL Scuola. Noi chiediamo al Presidente Emiliano di prendere una decisione definitiva. Non può continuare con questa didattica mista, con i genitori che devono scegliere se mandare o meno i propri figli a scuola. La scuola è funzione dello Stato, non è servizio a domanda individualizzata e quindi le ordinanze devono essere chiare e precise e non mandare la scuola in confusione. Davanti all'ufficio scolastico regionale il presidio del comitato Priorità alla Scuola per chiedere l'assunzione di docenti con contratti stabili, accesso rapido a tamponi e vaccini e per dire no alle classi pollaio. Michele Loporcaro, Priorità alla Scuola Puglia. Al governo regionale chiediamo di sostenerci in questa causa, ma di fare anche, Emiliano deve fare la propria parte. Stop alle ordinanze che trasformano il diritto all'istruzione in un servizio a richiesta, potenziamento del servizio del trasporto pubblico locale e potenziamento dei servizi sanitari locali. Fulvio Totaro, TGR Puglia. E a proposito di scuola, l'Agenzia ONU per i rifugiati lancia la nuova campagna di raccolta fondi Fantastica Routine. Come ci ha insegnato la pandemia, infatti, per qualsiasi bambino andare a scuola è la routine più preziosa. Per un bambino rifugiato in fuga da guerra e persecuzioni, la scuola è protezione da sfruttamento, violenze e abusi. Fino al 14 febbraio è possibile contribuire inviando un SMS al 45588 o chiamando da telefono fisso per garantire un mese di scuola a un bambino rifugiato. E ora la cronaca. Nel pomeriggio di ieri a Bari un bambino di 9 anni è stato trovato morto dai genitori all'interno dell'abitazione. Sul luogo la polizia ha effettuato i rilievi. Indagano 2 procure, ordinaria e minorile, e uno dei magistrati inquirenti ha disposto il sequestro dei dispositivi elettronici trovati in casa. Diverse le ipotesi al vaglio, tra queste quella che ci sia un nesso con l'utilizzo delle apparecchiature. Un diario multimediale che rimanda alle diverse discipline scolastiche. Lavorando a distanza, gli allievi del liceo Palumbo di Brindisi hanno composto il giornale digitale Wow Book, una rilettura del territorio attraverso i segni della storia. Copertina dedicata al viaggio, l'immagine in bianco e nero del porto di Brindisi riporta le lancette indietro nel tempo. Tra le storie dal passato, l'intervista che Martina ha realizzato alla nonna, testimone dell'esplosione di una bomba durante la guerra. È stato anche un modo per sentirmi un po' più vicina alle mie compagne, perché questa didattica a distanza non ha mai interrotto lo studio, non ha mai interrotto le lezioni, però ha lasciato un grande vuoto, che è quello fra me e i miei compagni, insomma, e questo progetto un po' è riuscito a colmare questo vuoto. Un fumetto animato è invece il contributo offerto da Serena. Non mi piace molto lavorare in compagnia, non perché non mi piace la compagnia, ma perché mi trovo più tranquilla così. In questo modo ho anche imparato a lavorare in presenza di altre persone. Interviste, filmati e reportage realizzati in formato multimediale grazie al supporto fornito dalla History Digital Library. Il Wow Book si è rivelato uno strumento in più per affrontare meglio la lontananza dai banchi di scuola. Serena Oliva, dirigente del liceo Palumbo di Brindisi. La distanza è pesante per gli studenti e pesante per i docenti e quindi trovare delle attività più coinvolgenti e più motivanti è stato comunque assolutamente indispensabile. Da Brindisi, Gianluca Lovagnini, TGR Puglia. Dedicato in buona parte al ruolo dei cristiani nella società e l'impegno per il dialogo con giovani e famiglie è il messaggio pastorale di Monsignor Giuseppe Satriano, che si è insediato alla guida dell'Arcidiocesi di Bari Bitonto. Divenire artigiani di comunione e costruttori di verità. Parte dall'esperienza di San Paolo, Monsignor Giuseppe Satriano, per indicare nel suo messaggio inaugurale alla comunità di Bari e Bitonto il profondo significato dell'impegno dei cristiani di oggi, intraprendere la conversione anche dopo il fallimento di esperienze sociali o relazionali. Un'indicazione precisa a quanti possono vivere la fede impegnandosi nella evangelizzazione di ogni giorno, secondo i principi della Chiesa in uscita, propugnati da Papa Francesco. Una concelebrazione, quella che ha sancito in cattedrale a Bari il suo insediamento, durante la quale Monsignor Satriano ha fatto riferimento anche al dialogo ecumenico che ha caratterizzato l'opera del suo predecessore Monsignor Francesco Cacucci e che continuerà a caratterizzare la strategia comunicativa della Chiesa di Bari, divenuta ponte di fratellanza con le chiese cristiane d'Oriente per una comune strategia in favore della pace nel Mediterraneo.
ma nel suo incontro con i fedeli Monsignor Satriano ha voluto chiaramente annunciare anche una forte dedizione dell'arcidiocesi ai problemi dei giovani e delle famiglie dinanzi alle emergenze sociali che rischiano di condizionare negativamente il tessuto sociale. Per questo ha auspicato la fattiva collaborazione delle istituzioni locali, affidandosi all'intercessione della Madonna Odegitria, molto venerata a Bari, e all'aiuto dei santi Nicola e Sabino, precursori del cammino di fede intrapreso dalla comunità cattolica locale. Salvatore Catapano, TGR Puglia. E prima di salutarci sentiamo che tempo farà. Buon martedì a tutti da Alex Guarini di Rai Pubblica Utilità. Sciarpe e cappotti indispensabili oggi e domani su tutta la Puglia, con aria gelida in discesa dalla Scandinavia verso il nostro territorio regionale, responsabile di un brusco abbassamento delle temperature. È l'ennesima ondata di freddo di questa stagione invernale che darà luogo oggi e domani a una spiccata variabilità con schiarite alternate a nubi sparse che a tratti daranno luogo a qualche acquazzone in pianura ed anche deboli nevicate fino a quote collinari su Gargano, Montidauni e Alta Murgia, temperature che si porteranno al di sotto delle medie stagionali, massime odierne che non andranno al di sopra dei 7-9 gradi in pianura. Le correnti forti di maestrale, quindi da nord-ovest, a raffiche fino a 50-70 km/h lungo la costa adriatica, qui il mare risulterà agitato, mosso lo Ionio. Con questo è tutto da Rai Pubblica Utilità su informazioni dell'aeronautica militare. Appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale Radio Rai della Puglia. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale a mezzogiorno e 10 sempre sulle frequenze di Radio 1. Da Annalisa La Selva in studio, da Francesco Capotorto in regia, a tutti l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Puglia.